Cari amici della Maratona Veneta, benvenuti, come se sto luni, come se iniziava la settimana, questa qua la se, scrivilo sotto sui commenti che sono curioso che se sta qualcosa che venga a cambiare il punto di vista degli ultimi video. E ancora cominciamo la settimana do episodio 1 con la parola lingua. So che aspettavi che si arrivasse a questa parola qua, perché io mi domandarsi cosa sia una lingua alla fine. E ora, prima di tutto, a me piace essere un fiano irriverente, andare direttamente sul punto anche fisico della questione. Cosa sia una lingua? Una lingua, prima di tutto, la sta roba qua. È lingua. Quando che parliamo di lingua, la si associata a una funzione, diciamo, che la viene fuori dall'uso di questa roba qua, è lingua. Quindi quando che uno vede il Veneto non si viene una lingua, o in generale qui è una semina lingua perché non c'è un modo di scriverla, ecco, questo non è possibile, non è questo ragionamento. Tutte le lingue prima di venire scritte le sono andate avanti oralmente. Ora, di conseguenza vuol dire che la scrittura è un deriva che di solito tende a descrivere quello che si dice. Ecco, nel caso del Veneto, però qualcuno mi domanda, ma che mo sempre c'è dietro, quando sai che si comincia a chiamare lingua? È stata una domanda veramente interessante e siamo andati in cerca. Quello che abbiamo cattato fin adesso è questa roba qua, questo libretto qua, di Andrea Calmo, 1572, dove che scrive diciamo questi componimenti amorosi e che dice che si è scritti nella vulgar antiqua lingua veneta. E ora, siamo nel 1572 e 2 secoli dopo, grosso modo, nel 1750 e rotti, in ben 2 prefazioni alle sue opere, e stesso Carlo Goldoni scrive e parla del lingua veneta o addirittura del veneta lingua. E allora, insomma, ne pare abbastanza per dire che il Veneto ha già avuto la percezione di essere così. E ricordate che fino al Settecento non si parlava mica di lingua italiana. Esisteva il toscano, il fiorentino illustre, come che vuoi chiamare, ma se propriamente solo dall'Ottocento che si ha cominciato a chiamare italiano, se proprio. E invece anche anni già dal 1500 che si comincia a chiamarlo lingua veneta. Ed è interessante che si vede proprio i veneziani, anche se vi ricordo che Goldoni non era mia proprio tutto veneziano. Il cognome Goldoni è un cognome emiliano, non è mio un cognome veneto. Ma è importante capire questa roba qua. Alla lingua veneta contribuisse tutti quelli che vuoi contribuire. Non cormia essere una sui mare lingua veneta. E l'importante è vuoi aderire e vuoi conoscere. Se pensate, per esempio, per capire come che ragioni i veneti, che il dizionario più importante della variante veneziana è stato fatto in l'Ottocento da un rovigotto, quindi capì che è normale per i veneti che ognuno si occupa di che altro, fia come dei fradei, e così tale le varietà interne della lingua veneta, perché tutte le lingue al mondo legano le varietà interne, per definizione de lingua legano le varietà interne, come che per definizione del corpo umano si composto da varie cellule che insieme le si raggruma a fare tessuti di un tipo o di che altro, e tutti serve, tutti sono fia differenti, ma tutti quanti accomunai del stesso profilo genetico. Di conseguenza questo vuol dire essere la lingua e il Veneto la lo è senza dubbio. Ciao, se vediamo domani, però aspetta, già ferma tutto, vi ho che tagli il numeretto perché se no me smentico. Dove ho messo la forza qua? Allora, tagliamo il numeretto, ancora siamo arrivati a 96 fatto, la domanda ne manca 95. E allora, mi raccomando, se questo video non è niente mai, e allora iscriviti al canale e se ti gusta e ti contenta, strucca mi piace e poi commenta. Ciao!